Le chiedo di fare per primo, come istituzione, la firma per la richiesta della commissione d'inchiesta parlamentare al governo Renzi. Me la fa? Assolutamente sì, l'ho fatta anche personalmente al Presidente Grasso quando abbiamo portato gli atti dell'inchiesta. Qui manca qualcosa. Una commissione parlamentare che ha i poteri di attività di ispettivi come un giudice. Diciamocelo, non è stato poi così difficile convincere i politici del Consiglio regionale a far firmare questi fogli. Sulla partita delle popolari venete la classe politica ha il dovere di fare chiarezza. Patrizio Miatello del coordinamento Don Torta lo sapeva e ha scelto volutamente il Consiglio regionale per iniziare la raccolta firme per chiedere una commissione d'inchiesta parlamentare sull'operato degli ex vertici di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Sono venuto a sorpresa, come andremo nei bar, come andremo nei mercati, come andremo nei comuni, dai sindaci, e tutte le persone dovranno raccogliere queste firme perché questa commissione d'inchiesta parlamentare, che è l'unica che può risolvere il problema e capire dove sono andati 20.000 milioni di euro di risparmi dei veneti, debba essere fatto al più presto. Il Parlamento può indagare, può andare fino in fondo. La Regione nei mesi scorsi aveva istituito una propria commissione che naturalmente non aveva le competenze per investigare su quanto accaduto. La Regione Veneto almeno ha fatto qualcosa, cosa che altre istituzioni tipo il governo non ci ha mai risposto e non ha fatto praticamente niente. I risparmiatori beffati vogliono costringere la politica nazionale a giocare a carte scoperte. Occorre un'operazione trasparenza. Il Parlamento deve rispondere, accertare le responsabilità. In caso contrario, i dubbi su una qualche forma di connivenza tra la classe politica e quella dei manager bancari diventerebbero sempre più forti.